Buongiorno e ben ritrovati, la prima edizione dei nostri telegiornali. Buon inizio di settimana in questo lunedì 13 aprile. È un inizio di settimana in cui le tensioni internazionali non mancano e si aggiunge anche questa ulteriore polemica davvero senza precedenti con Trump, lo vedete dal Corriere della Sera, che attacca il Papa per le sue parole ovviamente di questi giorni sulla guerra in Iran, dicendo è un debole pessimo sulla politica estera, ha anche aggiunto peraltro sul social Truth, sul quale spesso scrive che se non fosse stato lui alla Casa Bianca non sarebbe mai stato eletto pontefice. Il pontefice Papa Leone XIV, che è in viaggio verso l'Africa in queste ore, ha detto: non ho paura di lui. È un attacco senza precedenti quello di questi giorni in ANSA. Non ho intenzione di entrare in un dibattito con lui, dice Papa Leone XIV, continuerò a parlare ad alta voce contro la guerra. La CEI che dice Trump rispetti il Papa e il suo ministero. Dicevamo davvero una scontro senza precedenti a livello internazionale. E poi sempre dal Corriere della Sera, poco sotto, Hormuz oggi pomeriggio scatta il blocco navale, l'Iran che dice rimpiangerete i prezzi del carburante. Quindi in Pakistan solo il primo round. Parliamo ovviamente della trattativa saltata a Islamabad. Si continua ovviamente a cercare una moderazione, si continua a trovare una soluzione al conflitto, ma come sapete la trattativa è saltata almeno nelle prime fasi, con il Pakistan che cerca e continua a cercare di fare il mediatore. Resta il blocco di Hormuz e quindi tutte le conseguenze del caso per l'economia mondiale e ovviamente anche italiana e veneta. E in tutto questo, lo dicevamo, l'attacco di Trump al pontefice, a Papa Leone XIV. Peraltro in queste ore il governatore del Veneto Alberto Stefani ha solidarizzato con il Papa sui social, dicendo grazie a Papa Leone XIV per le sue parole di questi giorni. Come sapete c'è stato un incontro qualche giorno fa a Roma in Vaticano con Stefani, che ha invitato in Veneto il pontefice. Papa Leone XIV ha accettato l'invito. Sono tutte situazioni ovviamente che si riflettono anche sul nostro territorio e saranno peraltro temi di cui si dibatterà questa sera a Ring dalle 21 con Ferdinando Avarino. Poi vi dirò quali sono gli ospiti di Ferdinando Avarino questa sera a Ring. Ripartiamo però dalla cronaca. La cronaca ci riporta Romano De Zelino. Ieri abbiamo raccontato della tragedia avvenuta la notte di sabato, quando un 14enne di Borso del Grappa con il suo scooter ha travolto e ucciso un anziano mentre attraversava la strada. Torniamo allora sul luogo della tragedia con la nostra Vanessa Banzato, che già ieri ha seguito questa vicenda. Vanessa, buongiorno. Buongiorno a te Nicola e a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Ci troviamo proprio nel punto dove sabato sera Antonio Gonzo, 86 anni quest'anno, è stato travolto e ucciso da uno scooter guidato da un giovanissimo, da un ragazzo di 14 anni. È stata aperta, la procura ha aperto un'inchiesta per definire cosa possa essere successo realmente sabato sera, per capire quali sono le responsabilità del giovane al volante dello scooter. Con me Aldo Maroso, ex sindaco di Cassola, ma soprattutto grande amico di Antonio Gonzo. Tra l'altro assieme a Gonzo hanno vissuto davvero tante avventure assieme, ma prima di lasciare la parola a Maroso, chiederei alla regia di lanciare il servizio in cui si va a ripercorrere proprio quanto accaduto sabato sera. Molto probabilmente è un momento di distrazione, è attraversato in un dosso che molto probabilmente non aveva visto la moto che arrivava. Travolto e ucciso dalla Vespa condotta da un ragazzino di appena 14 anni, ha perso la vita così a Romano De Zelino, a pochi passi da casa, Antonio Gonzo, 85 anni, pensionato dell'Enel. Erano trascorse da poco le 20. Nell'atto di attraversare la strada provinciale è stato investito dalla Vespa del giovanissimo, uno studente di Borso del Grappa, diretto a San Giacomo per andare a prendere un amichetto con cui doveva trascorrere il sabato sera. I lampioni erano accesi, ma l'anziano non era sulle strisce. Il ragazzino se lo sarebbe trovato di fronte improvvisamente
probabilmente gli avrebbe urlato di spostarsi, poi l'impatto in cui entrambi sono volati sull'asfalto. Niente da fare per l'85enne, diversi traumi per il 14enne dimesso solo in nottata dall'ospedale di Bassano. L'indomani sul luogo dell'incidente un via vai di amici e conoscenti della vittima. Sicuramente qui c'è un rettilineo, c'è il dosso, magari la gente è portata non sempre a rispettare i limiti. È un punto critico, sì, perché forse la gente inconsciamente dice attraverso qua. A 50 metri c'è l'attraversamento pedonale, però uscendo da questa strada che qui molte persone vanno a camminare, eccetera, viene, tra virgolette, spontaneo attraversare in questo punto, però sappiamo che dovrebbe essere attraversato sui pedonali, insomma. Un tratto a rischio, quello di via Generale Giardino che da Romano Alto porta verso il centro di San Giacomo, un tratto in discesa all'uscita da una rotonda in cui velocità e visibilità sono due variabili di cui tenere conto. L'esatta dinamica dell'incidente saranno i carabinieri a doverla ricostruire e sottoporre alla procura. Lo studente in sella alla Vespa, che tra qualche mese compirà 15 anni, è descritto come un ragazzo prudente, ligio alle regole, anche per brevi spostamenti. Di contro c'è una strada da sempre problematica. Molto probabilmente anche che c'è la discesa del dosso che ti incentiva un po' anche a correre un po' di più, perché è in discesa e di conseguenza penso che se anche in bicicletta, se uno pedala forte, supera anche i 50 km/h anche in bicicletta, voglio dire. Resta il profondo dolore per la perdita di Antonio Gonzo, sportivo, pieno di interessi dalla maratona al ciclismo. Ci trovavamo spesso, quasi tutte le sere, perché io mi alleno di sera e lui camminava, ma era uno sportivo di eccellenza. Si figuri che aveva fatto, era andato perfino a Pechino in bici e me lo ricordava spesso, diceva ma siamo forti perché siamo nati sotto le bombe, diceva. Certo che provo un grosso dolore per la perdita di un amico, insomma, ecco. Il sindaco Simone Bontorina ha invitato tutta la comunità a partecipare del dolore della famiglia Gonzo. E ad essere sensibili in questo momento di dolore che purtroppo ha dell'inspiegabile e sicuramente va a colpire due famiglie, la famiglia di chi purtroppo ha visto la perdita del proprio caro e la famiglia del ragazzo, soprattutto con il ragazzo che in giovane età deve affrontare una cosa così complessa. Abbiamo sentito infatti Aldo Maroso, due famiglie che sono davvero distrutte, sia quella di Gonzo ma anche quella del giovane che si trovava in sella allo scooter. Lei con Antonio Gonzo ha ripercorso la via della Seta nel 2001 con questi 12.000 chilometri. Lei tra l'altro era capo della spedizione di 8 ciclisti che sono partiti da Venezia il 25 aprile del 2001 per raggiungere Pechino. Sì, è proprio per questo e per l'amicizia che ci ha sempre legato e ci lega ancora. Non avrei voluto essere qui questa mattina, non avevo nessuna voglia di parlarne, però ho pensato che sia giusto, se non altro per la vicinanza e per esprimere la mia personale vicinanza a Maddalena, la figlia, Valentina, l'altra figlia, Silvana, la moglie, per dire loro che io personalmente, ma tutti gli amici con cui abbiamo viaggiato insieme e partecipato a un sacco di attività sportive, ma non solo, ce l'abbiamo ancora nel cuore, ce l'avremo sempre nel cuore. Non soltanto Pechino, perché voi siete andati in bicicletta a Mosca, voi avete davvero scalato le montagne assieme, avete sciato assieme, avete corso assieme. Sì, abbiamo vissuto insieme e quello che abbiamo apprezzato tutti di Antonio era la sua schiettezza, parlava diritto e schietto ma sincero, e stanotte ci pensavo e penso che potrebbe essere adesso in cima a parlare e discutere con San Pietro di poter ancora andare dove voleva lui, sia a piedi, sia in bicicletta, sia con gli sci. Era uno spirito libero? Assolutamente sì, ma anche molto informato, molto attento, a parte l'invidiabile fisico che aveva a 86 anni, fare quello che faceva lui, continuava a fare, incredibile, ma anche la testa non era male, assolutamente, si informava. Era sempre molto politicamente, con San Pietro discuterà anche di politica di sicuro, per dire no. Quindi assolutamente una lacuna, una mancanza enorme per noi tutti, sarà impossibile dimenticarlo naturalmente.
Insomma, un dolore enorme per la perdita di Antonio Gonzo. Come ho detto poco fa, anche la Procura ha aperto un'inchiesta per cercare di far chiarezza su questa terribile vicenda, ma al proposito chiederei alla regia di lanciare l'intervista che abbiamo raccolto con la sindaca di Borso del Grappa, dove vive il giovane che appunto è stato coinvolto in questo incidente, Fiorella Ravagnolo. Allora io ti saluto, Nicola, e che ecco, mandando appunto l'intervista che è stata raccolta con la sindaca Ravagnolo. È una settimana di tragedia nel nostro paese, prima per la scomparsa di un nostro cittadino e adesso per l'incidente che è successo ieri sera. Purtroppo siamo tutti così, anche perché è un ragazzo giovane, un ragazzo di 14 anni, e non oso pensare il suo stato d'animo in questo momento, anche perché mi è stato detto appunto che è stato anche soccorso dopo l'incidente per il problema sicuramente di aver preso una persona. Mi dicono che non è colpa sua, che il signore anziano ha attraversato la strada, ma al di là di questo segnerà sempre nella sua testa, nel suo cuore, di aver ucciso una persona, anche se non ha colpa lui, insomma. La vicinanza è qua a questa famiglia e alle due famiglie? Assolutamente, intanto in primis la famiglia dove ha perso il proprio caro, ma anche la famiglia che è rimasta scossa, perché la famiglia che conosco è una famiglia genuina del paese, seria, e anche il ragazzo, quindi è stata una fatalità proprio nel vero senso della parola, un incidente. A voi colpiti già dal lutto per la morte di Cesare Zilio, adesso anche questo dolore, insomma, che si aggiunge? Certo, assolutamente, perché la scomparsa di Zilio è nato qui a Borso, i familiari sono qui a Borso e anche l'altro ragazzo, 14 anni, è sul forfior che tutti quanti corriamo, facciamo giri in moto, chi non li ha fatto in bicicletta, e la casualità è stata che in quel momento la persona ha attraversato la strada, da quel che mi dicono. Bisogna fare attenzione, non solo noi che guidiamo, ma anche chi guida dall'altra parte, quindi continuamente avere non 2 ma 4.000 occhi a destra e a sinistra, avanti e indietro, e moderare la velocità a tutti quanti. Queste le parole della sindaca di Borso del Grappa, lo diceva lei, è stata una settimana tragica, soltanto ieri, sabato, c'erano stati i funerali di Cesare Zilio, il 36enne travolto da una slavina in Alto Adige, e poi questa ulteriore tragedia che vede in questo caso il 14enne di Borso del Grappa coinvolto nell'omicidio stradale. C'è stato un altro incidente con un anziano in gravi condizioni ieri mattina lungo la Feltrina a Montebelluna, all'altezza di via Sarin, un 70enne che è stato appunto sbalzato sull'asfalto, investito da un'auto mentre attraversava, era in sella alla sua bicicletta lungo la via. La scena che i soccorritori si sono trovati davanti ha fatto temere il peggio inizialmente, sul posto è arrivato anche l'elicottero del SUEN 118 come vediamo. Col passare dei minuti però fortunatamente le condizioni del pensionato sono apparse meno drammatiche di quanto inizialmente sembrava. Caricato in barella, è stato trasportato in ospedale, per lui lesioni di media gravità, illeso, ma sotto shock invece l'automobilista che lo ha investito. Insomma, si è rischiata un'altra tragedia proprio ieri a Montebelluna. E invece c'è stata grandissima e altissima tensione a Martellago, una nottata di tensione perché per ore si è cercato di capire cosa stesse accadendo in un condominio di Martellago, dove un uomo, dopo aver agito con violenza nei confronti di un coinquilino, si era barricato in casa. Ilaria Marchiori, buongiorno. Sì, buongiorno anche a te Nicola, buongiorno ai nostri telespettatori, siamo qui in compagnia del sindaco di Martellago Andrea Saccarola. Tutto sarebbe scaturito da una discussione per un parcheggio davanti a questo condominio che si trova poco distante da qui in via Berna, dove non ci siamo recati proprio per mantenere un po' più di sicurezza, diceva il sindaco. Questa persona, che era in evidente stato
stato di alterazione, non avrebbe gradito che il parcheggio fosse stato occupato da un altro inquilino, quindi di conseguenza l'ha aggredito, l'ha fatto cadere dalle scale, è ferita anche la moglie però è stata dimessa dopo poche ore, lui invece è stato tenuto in osservazione per tutta la notte e ora si cercherà di capire se sporgerà o meno denuncia, ma si pensa che sarà così. Non è in gravi condizioni, però poteva andare molto peggio. Dopodiché che cosa è successo? Sul posto sono ovviamente giunte le forze dell'ordine, ma non solo, perché sono arrivati anche i vigili del fuoco, proprio perché questa persona si è barricata in casa minacciando il peggio, giusto sindaco? Perché anche lei si è recato poi sul posto. Esatto, mi sono recato sul posto appena avvisato appunto dai carabinieri, perché comunque era una faccenda molto molto pericolosa, anche se poi alla fine per fortuna è andato tutto quanto bene, nel senso mi dispiace per il signore che è ricoverato in ospedale, però da notizie che ho è in via di guarigione, e per il signore che invece ha fatto questa azione, so che questa mattina ha raggiunto anche lui l'ospedale per essere curato la mano, in quanto appunto con un pugno ha rotto il finestrino di una macchina. È una cosa che a Martellago non era mai successa, ci siamo preoccupati, tanto che devo ringraziare veramente di cuore le forze dell'ordine e i vigili del fuoco, perché hanno fatto un'azione veramente importante, un'azione di mediazione soprattutto, e alla fine ha portato anche un risultato positivo, perché si è risolto tutto quanto al miglior dei modi. Ecco, aveva dato proprio in escandescenze, motivo per cui anche questa mattina le forze dell'ordine si sono recate sul posto per controllare che la situazione fosse ancora tranquilla. Io ringrazio il sindaco Saccarola, qui da Martellago è tutto, restituisco la linea allo studio. Sia Ilaria Marchiori, al sindaco di Martellago. Noi torneremo alla cronaca fra poco, ma andiamo subito al Vinitaly, andiamo a Verona dal nostro Lucio Zanato, seconda giornata del Vinitaly. Fra poco li rivedremo i ministri che ieri hanno partecipato all'apertura, c'era anche il presidente del Veneto che vediamo in diretta, Alberto Stefani, e domani tocca a Giorgia Meloni. Allora Lucio, buongiorno. Buongiorno a tutti i telespettatori di Antena 3, sono con il Presidente Stefani e sono con il Presidente Stefani perché dal Vinitaly, dalla 58esima edizione del Vinitaly, parte un messaggio importante di solidarietà e appoggio per Papa Leone e la lancia lei, Presidente. Proprio così, questa mattina devo dire che in un contesto come un conflitto internazionale in atto che rischia di durare a lungo, l'ultima cosa che è necessaria è attaccare il Papa, attaccare le istituzioni che da sempre rappresentano un simbolo di pace. Noi dobbiamo difendere questo modello, dobbiamo difendere anche una coscienza civile e civica che si è formata nel corso degli anni anche a seguito delle guerre mondiali, che hanno permesso al nostro territorio di essere un territorio che dal punto di vista della pace deve farsene promotore, e noi dobbiamo continuare a svolgere questo ruolo fondamentale per il mondo. Lei domani alle 11 qui c'è la Presidente del Consiglio Meloni, parlerete anche delle strategie possibili per dare sostegno a questa iniziativa di pace. È così, e ovviamente dobbiamo anche trovare delle soluzioni per garantire sostegno a imprese e famiglie, lo dobbiamo fare così come abbiamo già fatto col bilancio regionale, mettendo a disposizione dei fondi in maniera possiamo dire previdente, ma è ovvio che poi questo conflitto internazionale rischia di mettere davvero in crisi e di portare in recessione l'intero paese. Noi dobbiamo garantire una diversificazione delle risorse energetiche, dobbiamo cominciare a riconsiderare anche l'apertura al gas russo. Vediamo che l'Europa, invece di preoccuparsi di tutto questo, si preoccupa del padiglione russo alla Biennale di Venezia. Penso che l'Europa debba svolgere ben altro ruolo in questo contesto, in un contesto contrassegnato da conflitti di carattere internazionale. L'Europa dovrebbe avere una politica estera capace di fare gli interessi dei propri paesi. Oggi questo non accade. Senta, visto che mi porta a livello internazionale, un commento sulle elezioni in Ungheria. Diciamo che gli ungheresi si sono espressi e la volontà popolare non si discute mai. Detto questo, non cambia la visione d'Europa che questo movimento ha, che deve essere rivista, garantendo istituzioni democraticamente elette e soprattutto garantendo che l'Europa faccia gli interessi dei cittadini di questi territori. Non possiamo pensare che il futuro dell'Europa sia l'Europa del Green Deal, sia l'Europa delle case green che hanno messo sul lastrico intere filiere
economiche. Noi pensiamo che l'Europa sia quella dei territori, delle regioni, di una politica estera forte che sappia dialogare con altri paesi e che non si preoccupi in un contesto internazionale come questo della Biennale di Venezia. Lasciamo che l'arte e la cultura sia libera, preoccupiamoci di risolvere i problemi internazionali. L'ultima battuta ovviamente per il Vinitaly, qui c'è tutto il mondo e tutto il mondo insieme a parlare di vino. 58esima edizione, grandi numeri, parliamo di oltre 4.000 aziende italiane presenti, oltre 1.000 top buyer di tutto il mondo, di oltre 130 paesi. Esempio insomma di coesione mondiale. Una vetrina internazionale che svela l'identità di questa regione, che è un'identità fatta di dialogo, di confronto, di capacità di scambi commerciali. D'altra parte la storia della Serenissima racconta questo, è nata grazie agli scambi commerciali. Noi dobbiamo continuare ad essere questo, una terra di dialogo, di scambio, di interazione, a maggior ragione in un contesto internazionale come questo. Presidente, lasciamo andare perché è pieno di appuntamenti, grazie. Noi ne approfittiamo per lanciare invece il servizio che è stato preparato con gli interventi di ieri del Ministro dell'Agricoltura Lollobrigida e di molti altri personalità da Roma che erano presenti proprio ieri all'inaugurazione, quindi il servizio poi in linea allo studio. Rischio recessione in Europa se lo stretto di Hormuz dovesse restare chiuso. Nella giornata di inaugurazione del 58esimo Vinitaly, i ministri non nascondono le preoccupazioni per un'economia che è sempre più a rischio. Preoccupa che la prima fase dei negoziati non si sia conclusa positivamente e che quindi lo stretto di Hormuz e verosimilmente anche l'intera area possa continuare ad essere bloccata al traffico marittimo e commerciale internazionale. Per questo auspichiamo che ci sia una soluzione negoziale al più presto e comunque dobbiamo tenerci pronti ad agire e soprattutto lo deve fare necessariamente la Commissione europea, perché a fronte di una situazione emergenziale che potrebbe addirittura aggravarsi nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, dobbiamo subito reagire con la sospensione del patto di stabilità. Il ministro Urso ha poi parlato della casa del Made in Italy per la prima volta al Vinitaly. Essere vicini all'impresa significa fornire loro informazioni e assistenza, come è possibile fare per la prima volta anche all'interno di questa straordinaria edizione del Vinitaly. Preoccupano i dialoghi interrotti nella crisi del Medio Oriente, dice il ministro Tajani. Il nostro appello è che si possa riprendere un'altra tornata per cercare di sbloccare la situazione, continuare con il cessate il fuoco e liberare Hormuz, perché quello è il nodo fondamentale anche per la nostra economia. Altro aspetto fondamentale per la stabilità dell'area sono i colloqui tra Israele e Libano, fondamentali per chiudere anche una stagione di guerra in quella parte di Medio Oriente. Noi sosteniamo, il presidente Aoun dice, è un amico dell'Italia e nelle prossime ore il ministro sarà a Beirut per una serie di incontri per dimostrare quanto l'Italia possa essere protagonista della costruzione di pace in tutta l'area del Medio Oriente. Di enoturismo parla invece il neoministro Gianmarco Mazza. Io intendo puntare sull'enoturismo. Oggi l'enoturismo quota vale 3 miliardi di euro ma è in continua crescita. Che cosa significa enoturismo? Significa vendita diretta con minori costi, quindi è molto importante per le cantine, ma è molto importante anche per i turisti, perché i turisti possono, grazie al vino, andare a visitare dei territori che altrimenti probabilmente non andrebbero a visitare, e questo potrebbe anche essere una prima, tra le possibili risposte all'overtourism di cui tanto ci lamentiamo. Sul palco il ministro Lollobrigida parla invece di una contrazione dell'economia. C'è una contrazione dell'economia a rischio dovuta ad eventi, ma dovuta anche alla concorrenza in altre aree del mondo di gente che produce, e l'Europa deve stare al passo, deve velocizzare i suoi tempi, cominciando con il taglio delle imposizioni fiscali sui beni che non produciamo in Europa, a cominciare dai fertilizzanti, altrimenti questi costi che vanno sulle imprese agricole si riverseranno sui cosiddetti consumatori e avremo un aumento dei costi al carrello. Dobbiamo agire, dobbiamo chiedere all'Europa di muoversi più in fretta. Prima volta del presidente Stefani al Vinitaly. È una vetrina internazionale, voglio anche ricordare il vino è sicuramente identità, è storia e cultura
ma è anche un fattore straordinario di sviluppo economico. Oltre il 37% dell'export vitivinicolo nazionale è veneto, l'anno scorso addirittura il 38%, dati molto importanti che ci ricordano quanto sia fondamentale tutelare ovviamente le nostre produzioni di OCG, DOC e ovviamente IGT, che sono in continua crescita e continuano ad essere il motore di questo settore, di questa filiera. E poi c'è stato al Vinitaly anche un lutto, il cordoglio in queste ore per la scomparsa di Stefano Adamo, 51enne imprenditore salentino che è stato stroncato da un malore mentre stava pranzando durante una delle pause dei vari stand, delle varie eventi del Vinitaly. È morto a 51 anni, era appunto salentino, nativo della Puglia. Inutili purtroppo i tentativi di soccorso, non è ancora chiaro se all'origine del decesso ci sia stato un soffocamento. Era molto noto nel Salentino Stefano Adamo, aveva anche partecipato al programma televisivo Il contadino cerca moglie, ed è purtroppo un lutto che si è verificato proprio in corso di svolgimento al Vinitaly a Verona. Torniamo a parlare di situazioni di degrado delle nostre città e lo facciamo andando a Vicenza da Daniele Garbini insieme a Simone Squarcina. C'è un'ordinanza che soddisfa a metà i cittadini, parliamo di una via Napoli. E allora Daniele Garbini in diretta, buongiorno Daniele. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Confermo, siamo in via Napoli, come dicevi, siamo a ridosso di Campomarzo, la stazione, nel cuore della zona rossa, quella la prima, ricordiamo, a Vicenza, istituita proprio per i problemi legati soprattutto allo spaccio di droga e al degrado fisico-sociale che riguarda questa parte di città, un tempo fiorente, che invece è penalizzata proprio dalla frequentazione di tutto quello che è il degrado legato agli spacciatori, ai consumatori e non solo. Ecco, dicevi, come un attimo fa avevi accennato, una situazione legata anche alla pericolo, la sensazione che hanno i residenti in questa zona, che hanno chiesto il rinnovo, e questo stato così che anche se perdurava durante il weekend, ricordiamo a Pasqua, a Pasquetta, è stato motivo proprio in questa zona di ulteriori, soprattutto schiamazzi notturni legati anche alla diffusione dell'alcolismo e dei locali che forniscono a queste persone alcol dopo una certa ora. Era stato segnalato, denunciato dai cittadini. Questo locale, il Lady B, proprio di via Napoli, era stato oggetto mercoledì scorso dell'ordinanza del sindaco che, viste le ripetute segnalazioni dei cittadini, era stata disposta una riduzione dell'orario, anticipando la chiusura alle 20 e il divieto di somministrazione di alcolici dopo le 16. Siamo tornati qua proprio per vedere com'è la situazione a distanza proprio di un poco meno di una settimana, per capire come sia stato efficace, visto che il sindaco ha ricordato essere la volontà dell'amministrazione di essere a fianco dei cittadini con provvedimenti proprio che assecondino questa volontà. Ricordiamo che qui c'è un comitato che da anni si batteva per questo. Ecco, anticipiamo, tra un po' sentirete le voci di queste persone che tutte le sere si trovavano in situazioni difficili, a scavalcare anche con difficoltà, a essere stati aggrediti fisicamente da questi spacciatori, insomma persone che frequentano e non si fanno problemi. Ecco, il comitato è contento, l'avevi detto prima Nicola, fino a metà, perché effettivamente, lo anticipiamo, la situazione è ridotta sensibilmente con questo degrado, e questo è il motivo per cui sono contenti. Ecco, resta però il problema, perché si è semplicemente spostato il degrado a 200 metri da qui, e questo è un po' una magra consolazione. Direi che per il momento, insomma, da Vicenza è tutto. Lascio la linea alle parole dei cittadini, e quindi questa è la loro testimonianza. Sicuramente è cambiato qualcosa per il semplice fatto che quelli che abitualmente passavano, andavano al bar eccetera, e quindi facevano scusatemi il termine, il casino che c'era prima, adesso non c'è più, perché non vengono più a bere, ovviamente. Però cosa succede? Che si è spostato in un'altra via, verso Viale Milano. Quindi i lamenti sono di quegli abitanti, questo è ovvio che sia così. Non è stato facile, ci abbiamo messo la faccia
e certe volte anche anzi spesso abbiamo rischiato. Mi ricordo il mio amico Angelo che si è preso una cosa in testa, un'altra che andava giù col libro, c'era un push non è stato facile, però insomma siamo abbastanza contenti del risultato nostro, non dobbiamo mollare mai. Beh, assolutamente miglioramento c'è stato, è la nostra paura che dopo il mese, la scadenza del mese, che torni magari un po' alla volta come era prima, per quello che secondo me bisognerebbe prendere dei provvedimenti molto più difficili, pesanti, in modo di non dover tornare ancora nella situazione che c'era prima, che era veramente invivibile la nostra zona, tra pusher, tra i drogati, tra altre persone che magari venivano in un certo locale qua che facevano schiamazzi fino alle 2:30 di notte, insomma era insopportabile. Adesso la situazione è vivibile, c'è calma, si può camminare tranquillamente, non abbiamo paura di passare anche a notte tarda, per cui siamo molto più tranquilli. Però il problema, teme, quello che sta dicendo. Il problema purtroppo rimane, perché finché queste persone non si rendono conto che vivono in un contesto civile, in un contesto in cui le regole devono essere rispettate, la situazione diventa insopportabile. Quindi il problema, quello che vediamo, è un altro, non è spostando il singolo che si risolve il problema, è che purtroppo questa immigrazione non controllata crea tutte queste situazioni, perché se una persona viene in Italia attraverso i canali giusti per lavorare non c'è nessun problema, nessunissimo. Il problema è quando si fa entrare tutti senza che abbiano quelle caratteristiche di buona volontà, di rispettare le regole. E questa dunque la situazione a Vicenza. A Padova invece si torna a parlare di movida violenta, insomma la situazione, il tema resta sempre quello, c'è stata una rissa a colpi di bottigliate sabato sera, ha seguito per noi tutto questo e anche la polemica. Valentina Visentin. Si riapre la stagione delle risse nei fine settimana nel centro storico di Padova. Quando entra nel vivo la movida, purtroppo tocca raccontare di episodi di violenza come quello accaduto sabato sera qui in Piazza dei Signori a Padova, dove intorno alle 23:15 alcuni ragazzi si sono fronteggiati in una rissa molto violenta. Sono comparse anche delle bottiglie, lanci di bottiglie ripresi da tanti passanti che hanno tentato di fermare i violenti. Sul posto poi è arrivata la polizia, allertata anche dai residenti del centro di Padova, ma i tre erano già fuggiti poco lontano. Grazie alle testimonianze di alcuni presenti sono stati individuati tre giovani, hanno dai 20 ai 26 anni, tra i 17 e i 26 anni, e sono stati identificati e denunciati dalla polizia. Ma questo episodio di violenza ci riporta al tema della convivenza tra chi partecipa alla movida e i residenti del centro storico, che più volte hanno denunciato questi episodi, così in questa escalation sempre più di violenza tra chi usufruisce del centro storico. Paola Lincetto dell'associazione Stop Degrado Padova, cosa è accaduto sabato sera? Ma è accaduto un episodio che non è infrequente, non è la prima volta che si sente da casa un gran frastuono, urla e minacce, e ci si affaccia e si vedono questi gruppi che si fronteggiano e spesso si lanciano bottiglie di vetro, come è successo sabato sera, ma altre volte sono sedie raccolte dai plateatici dei bar, e comunque sono momenti che provocano veramente molta apprensione, perché la piazza è piena di centinaia di persone. Erano le 23:15, quindi probabilmente c'erano anche ancora famiglie con bambini, ed è un attimo, come abbiamo visto anche dai fatti di massa, che qualcuno di assolutamente innocente ed estraneo finisca in mezzo a questi episodi e possa purtroppo anche fare una brutta fine.
Ecco, lei ha citato infatti quello che è accaduto a Massa con un papà che era intervenuto per sedare una rissa e purtroppo è stato ucciso. Quello che accade qui in Piazza dei Signori riguarda sempre giovanissimi e abbiamo visto anche come è cambiato l'atteggiamento, sempre più aggressivo. Ma guardi, noi come residenti siamo stupiti perché sono anni che denunciamo questi fatti, rimaniamo sempre inascoltati e come ben vedete le cose di anno in anno peggiorano sempre di più. C'è questa tendenza nel dire che dove c'è tanta gente non ci sono problemi, non ci sono spacciatori, invece come vediamo è esattamente il contrario. Questi che a detta della questura che evidentemente hanno accertato i fatti sono spacciatori, sono sempre più giovani, sono sempre più aggressivi e non si fanno nessun scrupolo di agire in mezzo a tantissime persone, evidentemente si sentono anche abbastanza intoccabili essendo minorenni e quindi agiscono in maniera molto violenta, ripeto, mettendo sicuramente a repentaglio la sicurezza degli altri presenti. Io da residente vorrei dire che dall'anno scorso Piazza dei Signori al sabato sera dopo le 10:30, dopo le 22:30 fa paura transitarci e bisogna assolutamente che si mettano in atto delle misure di prevenzione, così non si può andare avanti. Così dunque a Padova c'è un altro tipo di protesta invece a Belluno, l'abbiamo già raccontato sabato, ma adesso le firme hanno superato le 1300 unità, parliamo del taglio degli alberi in via Feltre a Belluno, taglio degli alberi che viene osteggiato da molti residenti, da Italia Nostra e anche del Partito Democratico. In diretta Fabio Fioravanti con Stefano Bozzi, buongiorno Fabio. Grazie Nicola per la linea. Come vedi non siamo nello scenario di via Feltre dove ci sono gli alberi che magari la regia farà vedere con le immagini che Stefano ha girato sabato. Siamo di fronte a Palazzo Rosso, la sede dell'amministrazione comunale, e ci siamo con la presidente di Italia Nostra della sezione di Belluno e con la vicepresidente regionale. Perché siamo qua? Vogliamo spiegare 5 minuti fa perché eravate qua? Siamo venuti qua perché avevamo chiesto un incontro con il sindaco per oggi, siamo venuti E lo avete avuto per quando? L'abbiamo avuto per mercoledì, ormai i giochi saranno fatti mercoledì e quindi ci sembra inutile, tuttavia abbiamo voluto provare a farci ricevere con urgenza dal sindaco. Parliamo di mercoledì, quanti sono gli alberi che non ci saranno più? Dipende da come funziona, come procederà il lavoro, però sembra che in una giornata possano tagliare 147 tigli. Per ripiantare quante piante? Ma si parla di 37 piante a fronte di 147 polmoni per la città e per la via Feltre. Lei prima, passeggiando per via Feltre, ha obiettato delle questioni che riguardano le perizie, il fatto che ci siano nidificazioni in corso e che non si possono abbattere tutti gli alberi contemporaneamente? Sì, esatto. Questo non lo dico solo io, lo dice proprio ci sono delle evidenze scientifiche e anche giuridiche. C'è un'ordinanza del Tribunale di Torino del 2024, 30 maggio 2024, che a proposito di un viale alberato ha sentenziato se gli alberi sono malati vanno tagliati, però il taglio deve procedere in modo dilazionato per 5 anni. Questo perché tagliare questa alberatura le darebbe il diritto alla salute dei cittadini, e questo non lo dice soltanto il giudice, ma ci sono anche delle evidenze scientifiche, mediche, e che appunto attestano questo. Per cui non siete riusciti a fare azioni preventive al taglio? Ci saranno delle possibili azioni giudiziarie a cose fatte per queste cose che lei dice sono reati? Sì, sono reati, come ho già detto precedentemente, esistono appunto ci sono delle sentenze. Le ho fatto una domanda: ci saranno delle azioni giudiziarie di fronte a quelli che lei ritiene dei reati che verranno commessi? Certamente stiamo valutando di fare una denuncia. Che cosa è il sentimento che lei ha raccolto tra la gente di via Feltre?
Quello che abbiamo capito è che questa è la goccia che fa traboccare un vaso ormai colmo, non è l'unica scelta che è stata fatta di abbattere gli alberi. Abbiamo la piazza Vittime di Via Fani, abbiamo tutta la via San Lorenzo, la camminata che porta verso le scuole, che è stata oggetto appunto di un abbattimento selvaggio e uno scempio di alberi, quindi non ne possiamo più veramente. Noi vogliamo una città a misura d'uomo che corrisponda alle normative, alle direttive europee, perché è vero che abbiamo tanto verde a Belluno, ma è intorno alla città, ma noi in città vorremmo vivere insieme al verde. Un'ultima cosa, purtroppo gli alberi in questi giorni sono legati a una tragedia, un ragazzo che è morto perché un albero si è schiantato. Quell'albero era un albero che sicuramente andava abbattuto prima. Lei se la senti dire che i tigli di via Feltre sono tigli sani? Bisogna verificarlo con una perizia tecnico-agronomica strumentale come prevede la legge. Ma certo che con una VTA, una perizia visiva, non si può dire che gli alberi siano... Lei li considera sani? Io al momento li considero non proprio in salute, però neanche alberi pericolosi da dover abbattere, e che ci sia l'urgenza che vengano abbattuti. Questo dico perché non c'è un'urgenza. Gli alberi adesso sono in uno stato vegetativo. Pare che ci siano anche uccelli che vi abbiano nidificato o che stanno nidificando, quindi in questo momento sarebbe del tutto proibito, secondo la legge italiana e la legge europea, e tagliare queste piante. E allora vi terremo informati domani con le immagini del taglio degli alberi, perché ci pare di capire che sia inevitabile che cominci domani, e poi vi faremo sapere se Italia Nostra farà, come ci ha detto, un'azione giuridica per denunciare quello che loro hanno dichiarato sarebbe un reato. Da Belluno è tutto, lì nello studio. Grazie a Fabio Fioravanzi. Giustamente sottolineato il collega Fioravanzi il caso di Treviso, dove parliamo invece dell'albero che avrebbe dovuto essere abbattuto ben prima della tragedia che si è consumata, la morte di Pietro Monici, il 38enne vigile del fuoco volontario rimasto schiacciato sul Botteniga. Proprio ieri intanto, per omaggiare anche la figura di Pietro Monici, c'è stata la biciclettata tra Botteniga e Pegorile organizzata dalla FIAB. Come associazioni in questa occasione vogliamo ricordare Pietro Monici, che è stato travolto dall'albero lungo il Botteniga l'altro giorno, in tutt'altra area rispetto a quelle delle sorgenti del Botteniga e del parco, perché lì è un'area cittadina. Si tratta di un'iniziativa che era stata già organizzata, a cui i partecipanti hanno voluto dare un significato maggiore dopo la tragedia avvenuta qualche giorno fa in via Botteniga, dove ha perso la vita Pietro Monici, il 38enne, travolto dal pioppo mentre stava pescando assieme ad un amico. Una biciclettata promossa da FIAB Treviso, Legambiente e Italia Nostra, alla scoperta di piccoli tesori tra Botteniga e Pegorile. Dopo la creazione del parco del Botteniga da parte del sindaco Mario Conte è stata organizzata questa iniziativa. I ciclisti immersi nel verde hanno fatto tappa nei luoghi di vita significativi del nostro territorio. Il pensiero è stato rivolto a Pietro con un abbraccio alla famiglia del giovane pescatore. C'è ancora molta cronaca di cui parlare, ripartiremo subito dopo la pubblicità con uno sguardo a nord-est, con uno sguardo a Muggia. Siamo nella zona di Trieste, una storia incredibile, purtroppo non è la prima di questo tipo. Una donna che viveva da almeno 2 anni con il cadavere della madre in casa e che è stata denunciata dai carabinieri. Subito dopo la pubblicità questa terribile storia. E un'altra storia di disagio, quella che arriva da Muggia. Una 57enne ex poliziotta è stata portata in caserma e denunciata dai carabinieri per occultamento di cadavere. La donna, perlomeno da 2 anni, viveva infatti con il cadavere della madre nell'abitazione di via 25 aprile al Civico 24. Le spoglie dell'anziana 84enne sono state rinvenute nella camera da letto, sepolte sotto una coltre di vestiti ed un impermeabile.
Le indagini, come riporta Il Piccolo, sono state avviate dalla Procura di Trieste sul posto con il PM e il medico legale. Bisognerà infatti stabilire, attraverso l'autopsia e i test tossicologici, a quando risale la morte dell'anziana. I primi rilievi cadaverici potrebbero far pensare al 2024. Gli inquirenti dovranno anche capire per quali ragioni l'ex poliziotta avesse tenuto in sostanza nascosto il corpo della madre. L'intervento dei carabinieri era stato sollecitato da una persona preoccupata perché da tempo non vedeva la donna deceduta né di lei aveva più notizie. L'appartamento, disposto su 2 piani, si è presentato alle forze dell'ordine in condizioni igienico-sanitarie devastanti, sporcizia dappertutto, cartoni di pizza, migliaia di mozziconi di sigaretta. Per entrarvi i carabinieri hanno faticato non poco, ci sono volute ore prima che la 57enne, anche lei in condizioni di estrema trascuratezza, aprisse loro la porta. Sarebbe infine emerso che senza risultato i servizi di salute mentale avrebbero tentato un approccio con la figlia, pertanto quanto accaduto presenterebbe le caratteristiche di un grave caso psichiatrico. Ho visto sicuramente questa persona più volte per le strade di Muggia, con questo senza dubbio, però mi chiedevo chi fosse, appunto, ecco, e ieri purtroppo, l'altro ieri abbiamo scoperto la verità, ecco, di questa situazione di disagio. Il parroco di Muggia, Don Andrea De Stradi, ha dato subito la disponibilità a ospitare la 57enne ex poliziotta che viveva in casa con la madre morta da oltre 3 anni. La donna avrebbe riferito di non aver saputo come comportarsi al momento del decesso della madre 84enne, avvenuto, secondo le sue parole, nel novembre del 2022. Una storia, quella scoperta sabato dai carabinieri, di forte disagio psichico e sociale che ha toccato profondamente l'intera comunità della cittadina rivierasca. Una delle tante situazioni di disagio qui a Muggia, questo io lo tocco con mano quasi tutti i giorni, ecco, no? Di disagio psicologico, psichico, ecco, che rimangono un po' nascoste perché tante volte le dinamiche un po' da paese chiaramente non permettono di essere così capaci di intervenire, ecco, no? Si vede il disagio, però non si interviene, ecco, no? Si vede ma non si interviene perché si pensa che ci sia sempre qualcun altro che lo faccia. Questo clima un po' da diffusione della responsabilità, si dice in sociologia, no? Cioè che se c'è qualcosa che non va, comunque ci sarà qualcuno che è preposto a farlo, e invece non è sempre così, anzi il più delle volte non è così, ecco. I vicini al civico 24 di Viale 25 Aprile non parlano volentieri della vicenda. Qualcuno spiega di aver sentito un forte odore provenire dall'appartamento, ma di aver pensato che la causa fosse la condizione igienica a dir poco precaria in cui viveva l'ex poliziotta, con immondizie e mozziconi di sigaretta sparsi in tutto il locale. Il cadavere della mamma era stato lasciato a terra in camera da letto, coperto da diversi indumenti. Sicuramente sarà un tema che riaffronteremo, auspicando anche sempre una maggior capacità di fare rete all'interno della comunità, no? Di dire quali sono le situazioni, perché magari il cittadino da solo non saprebbe come fare, però venire a parlare con quelli che sono gli enti preposti, quindi che ne so, la polizia locale, il parroco anche. Quante volte ricevo segnalazioni così, dopo pian pianino ci si avvicina e si agisce, ecco. Siamo rientrati dunque con questa terribile vicenda dalla provincia di Trieste, restiamo in Friuli, andiamo a Udine con una frode da 360.000 euro sui bonus edilizi scoperta dalla Guardia di Finanza. Case fantasma e lavori mai iniziati, una truffa da 360.000 euro scoperta dalla Guardia di Finanza di Udine. Il tutto ruotava attorno ai famosi bonus edilizi. Secondo quanto ricostruito dai militari della compagnia di Latisana, coordinati dalla procura friulana, il titolare di una ditta locale avrebbe emesso fatture per ristrutturazioni totalmente inventate. Le indagini sono partite da un controllo incrociato sui crediti d'imposta. Il risultato è stato praticamente surreale. Gli immobili che avrebbero dovuto essere oggetto dei lavori non esistevano nemmeno. Non solo, i presunti clienti indicati nelle fatture non erano proprietari di alcun edificio. Per evitare che il denaro pubblico sparisse definitivamente, il giudice per le indagini preliminari ha disposto il sequestro immediato dell'intera somma e il titolare della ditta è stato denunciato per truffa aggravata ed emissione di fatture false, ma l'inchiesta non finisce qui. Le Fiamme Gialle stanno infatti analizzando la posizione di altri soggetti per capire se dietro questa frode ai danni dello Stato ci fosse una rete di complicità più ampia. Ancora la Guardia di Finanza, ma non a Udine, questa volta siamo a Torino, ma riguarda anche il Veneto questa operazione
che ha portato al sequestro di oltre 6.500 tra lampade e sedie dal design contraffatto e 14 persone indagate. Il bilancio appunto dell'operazione della Guardia di Finanza di Torino a tutela del Made in Italy, che vede coinvolte tra le zone della penisola interessate anche le province di Treviso, Padova e Vicenza. I complementi d'arredo individuati riproducevano fedelmente, ma in assenza di autorizzazione da parte dei titolari dei diritti, modelli iconici del design italiano. Gli investigatori hanno ricostruito l'intera filiera della importazione dall'estero, prevalentemente dalla Cina, e la rete di distribuzione dei prodotti da parte delle 13 imprese individuate, alcune delle quali, come dicevamo, tra Treviso, Padova e Vicenza. Gli articoli sequestrati, in particolare le lampade, sono risultate anche prive delle certificazioni di sicurezza previste dalla normativa dell'Unione Europea, quindi con conseguente potenziale rischio per la sicurezza dei consumatori. A Padova adesso per parlare di un infortunio sul lavoro avvenuto in un'azienda di Limena questa mattina, ferita una giovane donna. È stata trasportata in ospedale a Padova, ma non corre pericolo di vita. La giovane addetta è rimasta incastrata con un braccio in un macchinario in un'azienda di Limena. L'infortunio sul lavoro è avvenuto alle 7:30 di questa mattina. Immediati sono scattati i soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del SUEM e gli agenti dello Spisal. Indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. A Rovigo adesso, dove sabato notte ci sono stati davvero momenti di tensione al carcere minorile da pochi mesi aperto. Prima le urla, i vetri rotti e poi suppellettili distrutti. 5 ragazzi detenuti che hanno dato vita ad una rivolta. Avevano messo in scena una rissa. La polizia penitenziaria è subito intervenuta per cercare di calmare gli animi, ma la situazione non è cambiata, anzi, a quanto pare l'intento del gruppo era un altro, quello della fuga. I detenuti avrebbero raggiunto il cortile e avrebbero cercato di scavalcare il muro di cinta della struttura. C'era qualche intento proprio di attuare questa evasione di gruppo. L'importante è che in questo si sia riuscito a scongiurare questa cosa, perché devo dire che è stato tempestivo anche l'arrivo delle altre forze dell'ordine. Sul posto in pochi minuti sono arrivati polizia e carabinieri, oltre agli agenti della polizia penitenziaria della locale casa circondariale di Rovigo. I 5 giovani di età intorno ai 22 anni, 4 stranieri ed un italiano, in precedenza erano detenuti al minorile di Treviso, dove avevano già creato numerosi problemi. Il carcere minorile Vivaldi di Rovigo è stato inaugurato solo 3 mesi fa, l'appello delle organizzazioni sindacali. Stiamo parlando di una struttura nuova appena inaugurata e quindi bisogna profondere ogni sforzo, e questo è l'appello che lanciamo come organizzazione sindacale OSAP, affinché ci sia un rinforzo dell'organico, affinché possano essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per l'ammodernamento dei sistemi di videosorveglianza e per soprattutto fare in modo che ci sia in ogni parte della giornata un livello di sicurezza alto che possa garantire l'incolumità, nella salvaguardia dell'incolumità di tutto il personale. Non solo, ma l'Organizzazione Sindacale Autonoma di Polizia Penitenziaria ha già inviato una lettera alla direzione del Centro Giustizia Minorile di Venezia chiedendo senza mezzi termini l'allontanamento immediato e fuori regione dei 5 soggetti responsabili dei disordini, in quanto la permanenza di tali elementi nel distretto del Triveneto rappresenterebbe, hanno scritto, una minaccia costante all'ordine degli istituti. Non solo, ma chiedono il trasferimento presso circuiti detentivi per adulti per coloro che, pur rientrando nella fascia dei giovani adulti, dimostrano una caratura criminale e un'indole violenta incompatibile con le finalità rieducative del sistema minorile. La situazione è tornata alla normalità solo in tarda serata, quando i detenuti sono rientrati nelle proprie celle. E in queste ore c'è una nota da parte del capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile di Comunità Antonio San Germano in merito a questo episodio al minorile di Rovigo. Dice: questa nota non c'è stata alcuna rivolta presso l'IPM di Rovigo, ma solo l'ostinata volontà di alcuni ragazzi neomaggiorenni di non fare rientro in sezione. La polizia penitenziaria
dice San Germano, con il costante coordinamento del direttore Roberta Ghidelli e del comandante Maria Grazia Grassi, ha ristabilito l'ordine in modo pacifico, senza l'uso della forza. I ragazzi hanno accettato di rientrare nelle loro celle senza alcuna colluttazione, specifica San Germano, nessuno è rimasto ferito. Una rivolta, prosegue la nota, ha connotazioni del tutto diverse, mentre si è trattato di un atto di insubordinazione senza alcun tentativo di evasione da parte di alcuno. Quindi ci sono questa nota, insomma, che smentisce la denuncia del sindacato di polizia penitenziaria, parlando di una insubordinazione, certo un episodio grave, ma non di rivolta. Così il capo dipartimento per la giustizia minorile di comunità Antonio San Germano in merito a quanto accaduto all'IPM di Rovigo sabato sera. C'è una notizia di cronaca invece che ci arriva di poco fa con una nota dei carabinieri che riguarda Vicenza. I carabinieri hanno arrestato una badante che avrebbe tentato di strangolare una 75enne in un'abitazione del comune di Valbrenta, quindi siamo in provincia di Vicenza. I dettagli del fermo saranno forniti nelle prossime ore. L'anziana, soccorsa dai sanitari del SUEM, aveva raccontato ai paramedici di essere stata soffocata con una corda dalla badante ed era stata portata all'ospedale di San Bassiano per essere sottoposta a controlli necessari. Qui poi aveva riconfermato la sua versione ai militari, che per tutta la notte hanno lavorato per vagliare le testimonianze e cercare di fare piena luce sulla vicenda fino ad arrivare all'arresto arrivato nella mattinata di oggi. Quindi una 75enne accusata di aver tentato di strangolare una 75enne, quindi una badante che ha cercato di strangolare l'anziana della quale si prendeva cura. I dettagli nelle prossime ore nei nostri telegiornali. Torniamo a parlare invece adesso di soccorsi della Mediterranea Saving Humans. La ONG veneziana si è conclusa con l'ultimo intervento di soccorso, la missione numero 24 della barca a vela Safira di Mediterranea Saving Humans, salvate 71 persone al largo di Lampedusa. Ancora un importante salvataggio di Mediterranean Saving Humans con i suoi volontari. Proprio mentre stava terminando la missione nel Mediterraneo centrale, la barca a vela Safira è stata impegnata in un'operazione di emergenza a est di Lampedusa, a poche centinaia di metri da Colle Levante. Un intervento non previsto ma molto importante. L'equipaggio, tra cui a bordo anche il medico veneziano e il cardiologo Mimmo Risica, ha individuato un'imbarcazione in vetrolesica sovraccarica di persone in grave difficoltà, con il rischio di schiantarsi contro la costa. Così il racconto del medico veneziano nel suo profilo Facebook. Terminata a Lampedusa la missione di un mese con Safira, la barca a vela messa a disposizione di Mediterranea Saving Humans da Agata e Leonardo. Siamo ripartiti dopo aver sbarcato buona parte dell'equipaggio per portare la barca a Trapani per manutenzione. Ma appena lasciato il porto, poco al largo del Capo Levante di Lampedusa, abbiamo incrociato un'imbarcazione di migranti, arrivato autonomamente nei pressi dell'isola. Hanno subito risposto al nostro saluto ed hanno esultato al grido di Bozza, che sancisce il successo del viaggio iniziato con tanto coraggio. A bordo c'erano 71 persone, tutti salve, in gran parte provenienti da Eritrea, Etiopia e Africa subsahariana, tra cui numerosi minori. I soccorritori hanno distribuito subito giubbotti di salvataggio e messo in sicurezza tutti i migranti prima dell'intervento della Guardia Costiera italiana, supportata da unità svedesi e rumene. Tutti sono stati trasferiti e sbarcati al modo sicuro di far loro. Le condizioni dei naufraghi sono buone dopo la traversata. Abbiamo subito avvisato la Guardia Costiera che ha provveduto al soccorso e organizzato il trasferimento al porto per evitare un approdo spontaneo all'isola rocciosa che può spesso trasformarsi in un naufragio. Ora tutti i 71 migranti sono sbarcati al porto sani e salvi e noi ripartiamo per la nostra meta con il cuore un po' più leggero dopo i drammi testimoniati durante la scorsa settimana. C'è l'ultima pausa pubblicitaria, poi di nuovo in diretta. Rieccoci in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali, l'ultima parte della nostra prima edizione, mentre
ci si prepara alla sfida delle elezioni comunali un po' in tutto il Veneto, 24-25 maggio, soprattutto a Venezia, dove sono ben 7, lo ricordiamo, i candidati sindaco. Proprio a Venezia, o meglio a Mestre, la politica, il centrosinistra si interroga sul significato dell'essere riformisti. Un convegno alla presenza di Massimo Cacciari sabato. A 20 anni dalla scomparsa di Gianni Pellicani, deputato veneziano della sinistra dal 1972 al 1994, la fondazione che porta il suo nome, riordinando gli archivi, lancia il tema del riformismo, cioè del cambiamento sociale che passa attraverso processi graduali e democratici, un tema che ha tenuto banco nella sinistra per tutto il Novecento. È possibile un vero riformismo, è possibile fare le riforme, quelle che l'Italia ritiene indispensabili da tanti anni, da decenni, sul piano amministrativo, tecnico-amministrativo, burocratico, politica fiscale, politiche sociali. È ancora possibile, ancora ha senso essere riformisti, cioè volere seriamente e radicalmente queste riforme? È una parola ormai di cui si è abusato, una parola svuotata di significato, e quindi tutti a parole sono riformisti, ma nessuno fa le riforme, in un Parlamento anche che è stato svilito. Riformismo è innovazione, ma anche sopravvivenza. La sinistra deve sforzarsi di essere riformista, ci sono avversari molto attrezzati. Ne va della sua stessa esistenza, al di là del consenso elettorale, anche perché dall'altra parte ci sono degli avversari attrezzati. Dietro c'è, ripeto, anche un'idea di società, un'idea di economia, soprattutto un'idea di politica e di potere, e noi dobbiamo, la sinistra, soprattutto a livello europeo, deve essere in grado di attrezzare a sua volta un pensiero che sia nella condizione di contrapporsi. Dunque il riformismo è possibile, veramente realizzabile nei fatti e non solo a parole? Difficile, molto difficile, per ragioni storiche generali, per la situazione in cui versa la politica europea. I margini di una efficace politica riformista sono ridottissimi. Lo dicevamo, c'è il grande tema del shock energetico, la chiusura di Hormuz dalle 16 di oggi, lo sappiamo, la trattativa Stati Uniti-Israele da una parte, Iran dall'altra è tutt'altro che vicina, anzi la conclusione è tutt'altro che vicina, anzi la situazione è sempre più tesa, i primi tentativi di trattative sono andati a vuoto, come sapete oggi si è aggiunta anche, l'abbiamo sentito, anche la polemica senza precedenti di Trump con il pontefice Leone XIV, e su questo si è espresso anche il presidente del Veneto, l'abbiamo sentito in diretta, Alberto Stefani, solidarizzando con il pontefice Leone XIV, che è stato invitato e ha accettato di venire in Veneto nei prossimi mesi, e c'è la tensione internazionale con le sue ricadute economiche. E intanto la CNA di Padova e Rovigo certifica un allarme delle imprese under 35 e c'è un appello alle istituzioni per evitare l'inverno demografico nel settore artigiano. 6.060 imprese under 35 in provincia di Padova con un calo in 10 anni del 17,8%. È la fotografia scattata dal centro studi di CNA Padova e Rovigo, che nota anche le differenze nei vari territori, con l'area dei Colli Euganei e l'Alta Padovana, dove il numero di aziende giovani regge, mentre il calo è evidente per la Bassa Padovana e il Piovese. Una preoccupazione per le associazioni di settore in una provincia come quella euganea, dove allo stato attuale un'impresa artigiana su 3 è guidata da un over 65. Per garantire un futuro economico alle nostre imprese non bastano strumenti una tantum, ma bisogna lavorare, investire insieme con la politica, investire insieme con le istituzioni per dare aiuto alle nostre imprese, per sostenere e sensibilizzare proprio quelle attività che oggi faticano a partire. È il commercio il settore dove si registrano più imprenditori under 35, seguito dalle costruzioni e dai servizi, bene anche le attività professionali, scientifiche e tecniche. Per incoraggiare i giovani servono interventi strutturali, dalla borsa lavoro ad agevolazioni fiscali stabili, ma anche un supporto all'accesso al credito dedicato. Se non vogliamo che le nostre imprese muoiono, se non vogliamo perdere il nostro Made in Italy, il nostro saper fare artigiano, dobbiamo lavorare tutti assieme
perché ci sia di nuovo quell'attrattività per i nostri giovani che ritornino a lavorare nelle nostre aziende, che oggi le aziende artigiane sono completamente diverse da quelle di una volta, hanno bisogno di capacità, di competenza, di passione proprio per saper tramandare anche il nostro saper fare, che non si legge sui libri ma che viene tramandato anche tra persone e persone. E poi c'è il fronte dei giovani, il fronte dei Maranza, del degrado, dei bulli, delle baby gang, e spesso questo tema di cronaca è legato al sovrautilizzo dei dispositivi elettronici, dei cellulari. Allora c'è stato un momento particolare alla scuola Mantegna, siamo a Treviso, dove con grande soddisfazione di genitori, insegnanti e ragazzi si è proposto di staccarsi dal cellulare e di riallacciare le relazioni. Vediamo il progetto. Un pomeriggio primaverile ha accolto più di 500 persone alla seconda edizione di IC3 Insieme. I giochi da tavolo o di ruolo, lo sport e le attività creative hanno riempito le ore di tante famiglie, alunni e insegnanti. La scuola apre i cancelli, fa entrare le famiglie per giocare, per ritrovarsi, per condividere un punto di vista comune, un valore comune, che è quello del tempo trascorso in serenità e in modo, come posso dire, sano, salubre, corretto. Quindi siamo molto felici, ci sono tantissime persone e pensiamo che questa sia un po' la strada da percorrere, tutti insieme con lo stesso obiettivo. L'iniziativa dell'Istituto Comprensivo 3 si è già allargata anche ad altre scuole. Sì, anche l'IC2 Serena, proprio sulla buona esperienza dell'IC3, ha replicato i patti digitali, percorsi di consapevolezza, di supporto alle famiglie che sentono il bisogno di essere accompagnate, perché per i loro figli questi strumenti digitali rappresentano quotidianità, ma è importante che l'uso non diventi abuso e che l'isolamento che possono provocare venga invece contemperato da giornate come questa, in cui ci incontriamo, in cui le relazioni sono sane, sono non virtuali ma reali, perché di questo abbiamo bisogno per essere veramente comunità. La sfida è quella di spegnere, appunto. Abbiamo lanciato questa sfida, abbiamo imbustato i cellulari dei genitori e dei ragazzi chiusi in una busta, e se alla fine della festa ce li riportano avranno un simpatico gadget. Quello che vogliamo cercare di passare come messaggio è il fatto di scegliere. Spegnere non è un divieto, non è un obbligo, ma è una scelta consapevole di dedicare il tempo giusto alle cose giuste, il tempo più importante, meno importante. Lo scopo è proprio questo, di sentirsi parte di una comunità. Qui ci sono tanti adulti, genitori, le scuole, quindi insegnanti, allenatori, educatori, che hanno a cuore il benessere dei ragazzi e sono qua per questo, per fargli vedere quante cose belle si possono fare nel tempo libero. Abbiamo invitato anche tutti i partecipanti a portarsi a casa questa sfida, individuare a casa un momento dove tenere spenti i cellulari e collegarsi nella vita. A Treviso ieri la partecipatissima Gnogna Run per le vie del centro cittadino, una manifestazione arrivata alla quarta edizione, è stata anche l'occasione della consegna da parte dell'associazione Veneti Schiacciati dalla crisi di un assegno a Giada, 11 anni, una malattia che sta affrontando con tenacia e con continue operazioni e una grande passione per i cavalli. Con questa somma Giada, che vive con la famiglia a Trissino nel Vicentino, potrà fare equitazione e stare a contatto con gli animali che ama tanto. La grande famiglia media nord-est ti dà questo assegno, è tutto per te, te l'avevo promesso, abbiamo mantenuto la promessa, tu devi andare a cavallo, devi iscriverti dove vuoi, ecco che arriva il sorriso, lo sapevo io, che alla Giada arrivava il sorriso, perché lei ama i cavalli, poi vero Giada, tantissimo, e perciò questo assegno è tutto per te e potrai veramente iscriverti dove vuoi e fare quello che vuoi. Cosa ti piace dei cavalli? Mi piace cavalcarli e anche accarezzarli, che è bello, cioè è divertente, è un passatempo. Sono dei begli animali? Sì. E non ti fanno paura? No.
che hai gli stessi capelli di questa bambola. Te la vogliamo donare. Il dono viene dal cuore e sappiamo che Giada ha attraversato un periodo un po' difficile e quindi vogliamo fare i nostri auguri a Giada che insomma vada a cavallo il più possibile. Grazie perché trovate sempre il modo per far sorridere Giada e questa per me è la cosa più importante. Grazie di tutto. Grazie Mirella, grazie. Grazie a voi. Sei contenta amore? Mi dai un bacio? Ciao. E adesso il nuovo ecografo donato invece all'ospedale di Lamon, un nuovo ecografo portatile, una iniziativa resa possibile grazie alla donazione della Cassa Rurale Valsugana e Tesino. Ospedale di Lamon, presentato un nuovo ecografo portatile donato dalla Cassa Rurale Valsugana e Tesino. L'attrezzatura donata ha un valore di 15.000 euro e comprende una piattaforma ecografica portatile, un software per la connessione DICOM, una sonda lineare multifrequenza adatta ad applicazioni muscoloscheletriche e vascolari e un apposito carrello. Il significato di questa donazione è ben ampio. Cassa Rurale riceve dal territorio attraverso soci e clienti e restituisce al territorio sotto forma di dividendo sociale e oggi abbiamo consegnato sotto forma di dividendo sociale un'attrezzatura che va a completare una serie di attrezzature che abbiamo messo a disposizione già partendo da 2 anni fa all'ospedale di Lamon per i soci e clienti che ne devono far uso. Questa tecnologia rappresenta una guida strumentale essenziale per la pratica clinica quotidiana dell'ospedale di Lamon. L'ecografo sarà utilizzato specificatamente per il trattamento della spasticità tramite tossina botulinica e per le infiltrazioni intraarticolari legate a patologie artrosico-degenerative e muscoloscheletriche, per cui da aprile è stato attivato un ambulatorio specifico. Grazie alla visione in tempo reale, come mostrato in occasione della presentazione, i medici potranno individuare con precisione i muscoli nei piani profondi, distinguendoli da strutture sensibili come basi e nervi, per garantire la massima sicurezza durante gli interventi. L'alta precisione consentirà di ottimizzare le dosi di farmaco, portando un evidente beneficio clinico e migliorando la qualità della vita dei pazienti. A proposito di sanità, c'è una mostra molto particolare aperta fino al prossimo 3 maggio a Palazzo Santo Stefano a Padova. Guardiamo. Gino Gerosa è facilmente riconoscibile in questa tavola, parla a Mirko Bernardinello, primo trapiantato in Italia da donatore a cuore fermo. Un cuore difficile da trovare come un quadrifoglio in questa stanza, gli dice, ma non impossibile. E così è stato. È una delle 81 tavole della mostra Cuore Aperto, ospitata a Palazzo Santo Stefano, sede della provincia di Padova. Per la prima volta mostro le tavole del fumetto originale Il Dono, storie di coraggio, tenacia, amore, nato dall'idea della dottoressa Fabiana Tezza, che è autrice anche dei dialoghi, e questo fumetto appunto da questo fumetto è nata questa mostra Cuore Aperto, che sarà aperta da oggi fino al 3 maggio. Nella mostra sono raccontate 4 storie, quella di Vincenzo Gallucci, l'uomo del primo trapianto di cuore in Italia che sognava di aggiustare i cuori, quella di Gino Gerosa che a 10 anni guardava in TV Christian Barnard che eseguiva il primo trapianto al mondo, e poi quelle di Pietro Zorzetto, il primo paziente ad avere avuto per 4 anni un cuore artificiale in Italia, e di Mirko Bernardinello. Una mostra che si inserisce negli eventi per ricordare i 40 anni del primo trapianto di cuore a Padova. Questa mostra è un po' un evento, una iniziativa, possiamo dire, collaterale congiunta a tutte le varie iniziative, a tutta alla mostra che si tiene al MUSME, Storie di cuore e di coraggio, visitabile tra l'altro fino al 22 maggio. Storie di coraggio, di scienza e di dono, perché senza la generosa offerta di chi questo coraggio continua ad averlo, niente di tutto questo sarebbe stato possibile. Proprio in questi giorni c'è il Donation Day e dobbiamo convincere le persone ad essere ancora più altruiste, a donare i propri organi per garantire una speranza e la vita ai pazienti che sono in attesa di un organo. Nel cuore di Mestre, un'icona veneziana in miniatura attende di rinascere, il campanile di San Marco che si trova in Viale Garibaldi. All'esterno il campanile di San Marco veglia discreto, sebbene a causa del tempo e delle intemperie sia costantemente a rischio.
già che è delicato, essendo in cartone, perché questo qui è fatto tutto con il cartone di scatoloni da buttare via, c'è solo un telaio in legno. L'ha fatto un mio parente, un mio zio tanti anni fa, ne ha fatti 3 così e questo è uno di quelli. Nel cuore pulsante di Mestre, lungo Viale Garibaldi, esiste un luogo che sembra sospeso tra terra e acqua, in questa piccola caffetteria che custodisce l'anima più autentica di Venezia. Qui rivive la bellezza della laguna grazie a Stefano, il proprietario veneziano di nascita. La sua cura e amore per la città e per i suoi simboli, quale è il Paron de Casa, il padrone di casa, con il campanile di San Marco chiamato così dai veneziani, diventa tutela e un appello. Chiunque sia disposto a venire qui, non portarlo via, ma qui restaurarlo, creargli il colore, attaccare meglio i pezzi, rifare la punta, sarei felice. E così, tra il profumo del caffè e il rumore delle tazzine, si compie un piccolo miracolo. Venezia continua a esistere, anche qui, in un angolo discreto di Mestre. All'interno del locale, appena si entra, lo sguardo viene catturato dalle linee eleganti del Palazzo dei Tre Oci, la spirale di Scala Contarini del Bovolo, Palazzo Ducale e i simboli di una Venezia che si svela a chi sa osservare. Le pareti raccontano in bianco e nero le immagini di Hemingway a Torcello, frammenti di un tempo in cui la laguna era rifugio e ispirazione. Da qui il senso dell'invito di Stefano affinché simboli tanto potenti quali il campanile di San Marco possano essere recuperati e restituiti a piena dignità. Intanto ricreare lo stesso colore, che è il colore originale, questo in scala ovviamente. E poi, come dicevamo prima, la parte in alto, perché l'angelo si è staccato, ho dovuto attaccarlo io così come veniva. In questo angolo raccolto, se Mestre diventa ponte, Venezia si fa presenza viva, delicata, perché Mestre non è il confine di Venezia, ma il suo respiro più vicino, racconta questo mestrino, cliente della caffetteria. È un omaggio a una città che è la nostra città, è una città oltre che bella, è una città unica nel mondo, per cui ritengo sia necessario omaggiarla ed è un peccato a chi magari la trascura. Restiamo in tema di arte, ma andiamo a Vicenza. Da De Chirico a Picasso tornano le grandi mostre in città, in Basilica Palladiana. Il filo conduttore riguarda l'Europa per una programmazione triennale volta a calamitare pubblico e turismo anche da oltre confine. Vicenza si proietta in Europa attraverso una trilogia di mostre per raccontare attraverso l'arte la nascita e lo sviluppo dello spirito europeo nell'età moderna e contemporanea. Non solo capolavori d'arte, ma storie di incontri, viaggi, influenze e visioni che hanno attraversato i confini. È l'idea per Ispirazione Europa, dialoghi d'arte tra il XIX e il XX secolo, il progetto espositivo di valenza triennale che tra il 2026 e il 2028 porterà in Basilica Palladiana 3 grandi mostre dedicate ai rapporti tra l'Italia e la Germania, la Francia e la Spagna, per la cui inaugurazione è stato invitato anche il presidente Mattarella. Ci saranno tutti i più grandi artisti italiani tedeschi, poi italiani francesi, italiani spagnoli, da Kiefer a De Chirico a Picasso e i grandi impressionisti e puntinisti, quindi insomma sarà davvero un triennio magico in cui ci sarà la possibilità di vedere le più grandi opere ospitate nei grandi musei internazionali qui, ed è una grande operazione culturale di dialogo fra i nostri paesi. Un progetto di respiro internazionale volto ad attirare in città turisti anche da oltre confine e appassionati, attraversando 5 secoli di storia culturale e artistica, fatta di artisti, idee, relazioni che hanno contribuito a formare lo spirito europeo. Si parte il 13 novembre 2026 con la Germania, prima tappa del racconto in cui il compagno di viaggio ideale sarà l'intellettuale Wolfgang Goethe. Goethe aprirà la mostra L'amore per l'Italia della Germania, che proprio dalla data del suo viaggio e dalla pubblicazione del volume riuscirà a dare al nostro paese comunque non solo turismo ma anche grande e alto pensiero filosofico, culturale e artistico. Si proseguirà nel cammino con Italia-Francia nel 2027 e Italia-Spagna nel 2028. Il concetto di fondo di questa triennale
trilogia di mostre è proprio quella di raccontare al pubblico, il più largo possibile, come l'Europa che noi adesso percepiamo come comunità economica e speriamo comunità politica, dopo secoli di guerre e di separazioni, che sia passata attraverso la cultura, attraverso l'arte. Allora, siamo quasi in chiusura, però facciamo un punto anche sugli ultimi aggiornamenti di cronaca. Allora, vi ricordo la notizia che vi ho dato in precedenza. A Vicenza i carabinieri hanno arrestato in queste ore, questa mattina, una badante con l'accusa pesantissima di aver tentato di strangolare una 75enne in un'abitazione del comune di Valbrenta. I dettagli appunto sono forniti in queste ore dai carabinieri. L'anziana era stata soccorsa dai sanitari del 118 nel pomeriggio di ieri. Aveva raccontato ai paramedici di essere stata soffocata con una corda, pensate, dalla sua badante. Era stata portata all'ospedale San Bassiano per essere sottoposta a controlli necessari. Qui poi aveva confermato questa pesante accusa. Di qui è iniziata l'indagine dei militari nel pomeriggio e serata di ieri. Per tutta la notte hanno lavorato per vagliare le testimonianze e cercare di fare piena luce sulla vicenda fino a portare all'arresto questa mattina della badante che appunto ha cercato di strangolare l'anziana. Bisogna capire quali sono le motivazioni di questo gesto, di questo tentato omicidio. Per la certezza è l'arresto di questa badante e vi daremo i dettagli nelle prossime ore. C'è ancora cronaca da Vicenza. Un 23enne italiano è stato denunciato 2 volte in un solo giorno dagli agenti del commissariato di Bassano. La mattina era stato sanzionato per ubriachezza molesta davanti a una pasticceria, poi si era messo alla guida della propria macchina ignorando l'alta della pattuglia. Dopo aver tentato la fuga è stato denunciato in stato di libertà per rifiuto di accertamento del tasso alcolemico e dell'uso di sostanze stupefacenti e fuga dopo l'intimazione dell'ALT. L'auto era stata sequestrata e la sera il giovane è entrato nel deposito giudiziario dove era custodita e usando le seconde chiavi ha messo in moto e sfondato la recinzione, ma ha finito la corsa in un fossato dopo aver attraversato un prato. Quindi davvero una giornata incredibile per questo 23enne che è stato bloccato dagli agenti del commissariato di polizia, in questo caso in azione. Un altro ALT che viene ignorato a Padova. I carabinieri hanno arrestato un 31enne marocchino dopo un inseguimento in via Annibale da Bassano con appunto questo 31enne che aveva con sé droga, che è scappato all'ALT dei carabinieri. Ma io vedo in collegamento Daniele Garbin. Allora andiamo a Vicenza per darci qualche altra informazione sulla notizia che vi dicevamo poco fa di questa badante arrestata per aver tentato di strangolare la signora, un'anziana a Valbrenta. Daniele, cosa sappiamo in più? Ciao, buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Si è conclusa proprio un attimo fa la conferenza stampa, conferma quello che è stato detto alla donna, una 33enne moldava, in questo momento è in carcere Montorio a Verona, è stata posta agli arresti proprio dopo l'intervento dei carabinieri. Ieri pomeriggio, ricordiamo un po' a grandi linee quello che è stato comunicato poco fa, la badante assisteva una anziana signora 85 anni lì appunto a Valbrenta e nel pomeriggio di ieri avrebbe approfittato dell'assenza della figlia dell'anziana, che era uscita una ragazza 33enne per delle commissioni, e nell'arco di 10 minuti avrebbe posto in essere questo tentativo, diciamo ovviamente condizionale d'obbligo d'omicidio, questa forma attraverso l'uso di un cavetto, di una ricarica del telefono che la badante avrebbe stretto al collo della pensionata e avrebbe tirato proprio. È stato il tempestivo, dicevamo, intervento della figlia, che è rientrata in casa e che ha assistito alla scena, immaginiamo, inquietante, paradossale di questa situazione, e quindi la badante ha mollato la presa e ha cercato di allontanarsi. In quel momento la figlia l'ha raggiunta, l'ha bloccata e ha cercato in qualche modo di rianimare la madre, che era già svenuta, aveva perso i sensi, e a allertare i carabinieri, che sono subito intervenuti e che hanno comunque fermato la donna. È cominciato anche l'interrogatorio. L'aspetto inquietante è che questa donna, questa badante, era a servizio solo da febbraio e non avrebbe dato fin da febbraio nessun
segno per il momento di precedenti, di liti, e questi hanno confermato i carabinieri, hanno poi sentito anche i vicini di casa. Al momento è proprio tutto in fase di ricostruzione dell'accaduto. Resta il fatto che l'anziana signora è stata veramente salvata dalla figlia, ecco, che è rientrata, è stata poi portata in ospedale e dopo i controlli hanno visto i segni intorno al collo, ma fortunatamente è stata già dimessa alla sera. Al momento la badante, che ricordiamo era regolarmente assunta, era una figura che comunque era pagata ed era regolare nel suo servizio, aveva già prestato altre volte, ecco, sulle motivazioni non è stato proprio anticipato nulla. Resta un fatto inquietante su cui adesso indagano i carabinieri e su cui poi bisognerà fare luce. Questo al momento, poi ulteriori notizie, vi daremo aggiornamenti nel corso della giornata. Per il momento qui a Vicenza è tutto, al comando dei carabinieri, restituisco la linea allo studio. Grazie davvero a Daniele Garbin per questo collegamento flash, appunto mi ha anticipato la domanda che volevo farti, appunto, se si è capito quale potesse essere il movente, ma è ancora da ricostruire il movente di questa terribile vicenda, lo dicevamo, a Valbrenta, in provincia di Vicenza, con questa 33enne moldava che ha tentato di strangolare l'anziana di cui si prendeva a cura, quindi una badante arrestata questa mattina dai carabinieri. Siamo in chiusura. Vi ricordo soltanto gli ospiti di Ring questa sera con Ferdinando Avarino a partire dalle 21, tanti temi di cui parlare, con Giacomo Nilandi, Partito Democratico, Alessio Morosin, Liga Veneta e Repubblica in Consiglio regionale, Marco Scolese di Alleanza Verdi e Sinistra, Leonardo Muraro, Lega, al centro della polemica, lo avete seguito in questi giorni dopo essere stato silurato di fatto dalla giunta di Mogliano. Michele Varotto, presidente Confartigianato Trasporti Imprese Veneto, quindi facciamo un focus anche ovviamente sulle ricadute economiche della guerra. Da Budapest in collegamento Emanuele Loperfido, il commissario provinciale di Treviso di Fratelli d'Italia, dove ha seguito le elezioni che hanno portato alla fine, diciamo, del governo di Orban, presidente, e poi Stefano Valdegamberi, futuro nazionale, da poco passato con il generale Vannacci, ex Lega. Questi tantissimi ospiti di Ferdinando Avarino a Ring. Vi ricordo invece adesso c'è il meteo, poi alle 15:47 un film bellissimo, un capolavoro di Terrence Malick, I giorni del cielo. Grazie per averci seguito, arrivederci.